Ci siamo ora spostati a Casarsa, il paese di Pierpaolo Pasolini, una tra le massime personalità artistiche ed intellettuali del Novecento. Pasolini fu romanziere, fu poeta, linguista, editorialista e cineasta. Oggi Casarsa però non è più solo il paese contadino che fu raccontato dai versi pasoliniani. Questo centro si è sviluppato e la sua economia si basa ora principalmente sulla presenza di molte industrie e ditte di servizi che hanno scelto di stabilirsi qui soprattutto per l'ubicazione favorevole di Casarsa sul territorio regionale e per la facile accessibilità alle più importanti vie di comunicazione. La figura di Pasolini resta comunque il motivo di principale vanto degli abitanti e sulla vita e le opere di questo autore si basa un'offerta turistica sostenuta dall'amministrazione comunale, da sempre attiva per trovare nuovi modi di proporre al pubblico questo personaggio. Per riscoprire la Casarsa pasoliniana, la prima tappa in Piazza Italia, dove troviamo la casa materna dello scrittore, oggi diventata Centro Studi Pierpaolo Pasolini. Nel mio tour privilegiato dei luoghi pasoliniani sarò scortata da Marco Salvadori, che è responsabile del settore cultura del comune di Casarsa della Delizia. Marco, io approfitto subito della tua presenza. Perché si è deciso di istituire questo centro studi? Era un atto dovuto perché la comunità comunque serbava un ricordo importante e stretto nei confronti della figura di Pierpaolo Pasolini e soprattutto perché c'era questo edificio, la casa materna è una casa di riferimento costante nella vita di Pierpaolo Pasolini. È una casa quindi che richiama un grande numero di studenti, di studiosi, di appassionati che giungono da tutto il mondo. Questo chiaramente è un grande vanto per la nostra comunità che ha declinato attorno alla figura di Pierpaolo praticamente quasi tutta la sua produzione culturale, tutta la sua attività culturale. Nella prima sala tematica ho trovato una sorpresa. Pasolini è stato anche pittore? Sì, infatti questa sala tutta dedicata alla pittura testimonia come infatti l'arte pittorica sia stata la prima grande passione di Pasolini, che viene molto prima della poesia, cioè della scrittura e chiaramente poi del cinema, del teatro, che hanno reso molto più famoso Pierpaolo Pasolini. Questi quadri e questi disegni che sono esposti sono stati tutti quanti realizzati proprio nel periodo cosiddetto friulano o casarsese, quindi indicativamente tra il 1943 e il 1949. Sono fatti, siamo in piena guerra, quindi c'è anche un po' come dire di penuria di materiale e infatti alcuni sono fatti utilizzando la carta da pacchi della merceria delle zie e addirittura per risparmiare sono dipinti in entrambi i lati. Io ho in mano il manoscritto di Poesia Casarsa che Pasolini pubblicò a sue spese a Bologna. Si tratta della prima opera stampata in lingua friulano-casarsese, una parlata che prima era confinata nei campi attorno al focolare, che con quest'opera assunse dignità letteraria. Marco, che cos'è questo friulano-casarsese? Fino al 1942 è sicuramente solamente una delle varianti occidentali del friulano ed è una lingua orale. Con Pasolini invece per l'appunto diventa una lingua letteraria, tant'è che appunto la sua prima opera in assoluto si intitola Poesia Casarsa ed è scritta in friulano. Chiaramente è un friulano che Pasolini sente durante le vacanze estive quando frequenta questa abitazione ed è il friulano dei contadini casarsesi. In questa stanza, a partire dal 1947, ebbero luogo le riunioni dell'Accademiuta di Lenga Forlana, cioè un circolo di giovani artisti con cui Pasolini cercò di far uscire il Friuli dal suo provincialismo per avvicinarlo alla grande cultura romanza.
Casarsa fu fortunatamente risparmiata dall'ultima invasione turca. Nella chiesetta di Santa Croce si conserva l'ex voto del 1529 che testimonia questo avvenimento e che ispirò a Pasolini l'atto unico in lingua friulana, i Turks tal Friul. Marco, come si colloca l'atto unico i Turks tal Friul nella produzione pasoliniana? È sicuramente uno dei vertici della produzione friulana di Pierpaolo Pasolini ed è un'opera intimamente legata alla storia di questa nostra comunità perché è proprio ambientata, sviluppata in una delle corti contadine tipiche della Casarsa del XIV secolo. E idealmente ci riconduce all'interno di questa chiesa, perché proprio questa chiesa, che era la vecchia chiesa parrocchiale fino alla fine dell'Ottocento, conserva una lapide, la lapide che si trovava nel vecchio oratorio della Beata Vergine delle Grazie, che ricorda appunto la costruzione di quella chiesa di allora come voto per la scampata incursione dei turchi nella comunità casarsese. E sulla base di questa memoria storica, Pasolini appunto scrive l'Operetus tal Friul. Questa chiesa ha avuto un'importanza determinante anche per la memoria di Pasolini. Perché? Sicuramente per l'atto finale, ovvero il funerale di Pierpaolo Pasolini, che si è svolto proprio all'interno di questa chiesa, era il 6 novembre 1975 e attorno a questa chiesa si radunarono oltre 10.000 persone. Questa è la loggia di San Giovanni, dove Pasolini affisse i celebri manifesti politici in casarsese. Che cosa sono? Beh, sono una singolare testimonianza dell'impegno politico di Pierpaolo Pasolini che dal 1947 circa, cioè all'indomani della Costituzione dell'Italia repubblicana, Pasolini assunse il ruolo anche di segretario politico del Partito Comunista. In quanto tale, per l'appunto, affiggeva all'interno di questa loggia i manifesti politici, cioè dei veri e propri manifesti scritti a mano, che erano di risposta ai similari manifesti che la Chiesa ufficiale di Casarsa affiggeva fuori del Duomo. E sono una testimonianza assolutamente originale che ci danno l'idea di quale fosse il dibattito politico dell'epoca, ma soprattutto sono un'importante testimonianza anche letteraria che contribuisce quindi ad accrescere ancora di più il ricordo di Pierpaolo Pasolini all'interno di questa comunità. Qui a Versuta si rifugiarono Pasolini e la madre dopo i terribili bombardamenti del 1944. In questa località Pasolini insegnò ai ragazzi che non potevano raggiungere le scuole. Nel frattempo la sua casa a Casarsa fu distrutta quasi completamente. Pasolini insegnò anche per alcuni anni a Valvasone ed è un fatto ricordato con molto orgoglio dagli abitanti del comune. Per par condicio però non possiamo omettere che anche Valvasone ebbe il suo scrittore importante, Erasmo di Valvasone per l'appunto. Meno noto di Pasolini, appartenente ad altra epoca storica, Erasmo è comunque un personaggio importante per la comunità locale. La cantina sociale di Casarsa della Delizia venne fondata nel 1931, quando 70 appassionati viticoltori si riunirono per fare vino insieme. Oggi conta 760 soci e più di 2000 ettari di terreno coltivato a vite. Dal 1931 ad oggi ne è passato di tempo. Che cosa è cambiato? Molto, immagino. Beh, naturalmente è cambiato non molto. C'è stata un'evoluzione, ma sempre la nostra è stata un carattere che si è dimostrato, la nostra friulanità anche in questo, nell'evolversi nel tempo.
Siamo nati piccoli come tutti quanti nel 1931, sicuramente io non c'ero, e con il passare del tempo, dai primi migliaia di ettolitri che si producevano nel 1931, siamo arrivati a 250.000 ettolitri di produzione. I nostri prodotti principali sono le uve coltivate nella zona DOC Friuli Grane. Per quanto riguarda il mercato, a parte l'Italia, chi compra i vostri vini? Il 46% della nostra produzione di imbottigliato va negli Stati Uniti. E questa è una bella realtà, nel senso che noi siamo i quinti importatori a livello di volumi negli Stati Uniti. La visita a Valvasone Casarsa mi ha davvero messo appetito. La migliore maniera per ristorarsi è gustare un piatto locale. Carlo, che cosa ci hai preparato? Oggi vi abbiamo preparato degli gnocchi di carote con una salsa di formaggi Franz e i semi di papavero sopra. Come si prepara questo piatto? Diciamo che si cucinano le carote, vengono passate, si ottiene come un purè di carote, al quale poi viene mescolata la farina con delle spezie, la cannella, la noce moscata, un po' di sale e un rosso d'uovo. Si può aggiungere anche un po' di formaggio grattugiato all'interno di questi gnocchi e si formano degli gnocchi che sono formati appunto a cucchiaio. Sono come delle cannelle, degli gnocchi un po' oblunghi. Questi gnocchi vengono poi lessati in acqua salata e vengono conditi con una salsa ottenuta dal formaggio Franz, che è un formaggio tipico della nostra pedemontana, e una salsa ottenuta appunto facendo fondere il formaggio Franz con della crema di latte a bagnomaria. Vengono conditi gli gnocchi con un po' di burro, con questa salsa e rifinito il piatto con i semi di papavero. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Siamo ritornati fino al Medioevo a Valvasone e abbiamo seguito le tracce di Pasolini a Casarsa. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Paese che Vai.